La presenza di una delle principali associazioni di categoria agricole alla Mostra del Cinema di Venezia si è fatta sentire, perché Coldiretti Veneto è stata protagonista di uno dei momenti mondano-culturali più significativi della seconda settimana della rassegna cinematografica lidense, con la preparazione di un sontuoso buffet che ha anticipato la proiezione della pellicola dedicata a Van Gogh, diretta da Julian Schnabel ed interpretata da William Dafoe ed Emmanuelle Seigner. Un contesto prestigioso, con la diretta radiofonica condotta da Steven Della Casa in compagnia degli attori Rolando Ravello e Tony Servillo, per parlare dell'opera prodotta dall'ente televisivo pubblico che vuole rilanciare il cinema nelle corsie ospedaliere. I tavoli hanno proposto un autentico panorama agroalimentare di eccellenze che soltanto il Veneto può vantare nel nostro pur straordinario paese. L'assessorato alla cultura e al territorio della regione ha colto così l'occasione di sottolineare la capacità delle produzioni agroalimentari locali di costituire un veicolo di solidarietà molto forte, un elemento di inclusione in grado di trarre dai prodotti della terra quelle assolute pregevolezze che rendono l'area da Verona a Venezia, da Rovigo a Belluno, uno scrigno dei tesori più preziosi per il piacere del palato e dello spirito. Ricordiamoci, siamo la regione con il maggior numero di eccellenze, di DOP, di indicazioni geografiche tipiche, e quindi questo ci dà la forza di essere anche un comparto fortemente propulsivo nei confronti della promozione del territorio. E proprio il grande incompreso del suo tempo, Vincent van Gogh, ha fornito con un'opera che ritrae tra gli altri soggetti patate il motivo ispiratore della meravigliosa serie di delizie proposte nell'occasione agli ospiti della Mostra del Cinema. Le patate sono il fulcro e il prodotto principale con cui abbiamo realizzato l'aperitivo di oggi, proprio che è l'aperitivo per la presentazione del film di Van Gogh che verrà proiettato dopo il nostro aperitivo. Una squadra vincente di agrichef regionali che è qui a far vedere i prodotti del territorio a chilometro zero, a centimetro zero, le patate raccolte dalle proprie aziende agricole e poi elaborate con fantasia in questi meravigliosi stuzzichini che andranno a deliziare questi palati sofisticati presenti alla Mostra del Cinema del Lido all'Hotel Excelsior. Il Festival del Cinema è un'opportunità unica e irripetibile per il mondo agricolo, per poter in qualche modo farsi conoscere con il mondo, ecco per cui intercettiamo un pubblico diverso dal consueto, intercettiamo giornalisti del mondo dello spettacolo, intercettiamo VIP e soprattutto per noi presenziare al Festival di Venezia e alla presentazione di un film in concorso che parla di un grande artista, di un grande pittore quale Van Gogh, che rappresenta e ha rappresentato il mondo rupestre nei suoi quadri, nei suoi colori, in tutti i suoi sapori, rappresenta anche per noi, rappresenta la cultura veneta che in qualche modo ha questa mondialità e ha questa, diciamo, globalizzazione spinta.